Quasi 500.000 euro, tutto denaro contante, è stato scoperto dai carabinieri nel corso delle perquisizioni eseguite nell'ambito dell'operazione Montagna, condotta l'altro ieri nella provincia di Agrigento con l'arresto di 56 persone. I soldi rinvenuti sarebbero frutto della presunta attività illecita posta in essere dalle famiglie del mandamento Montagna attraverso estorsioni, truffe aggravate e attività legate alle scommesse. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, le somme sequestrate sarebbero state così suddivise: 49.200 euro riconducibili a Domenico Maniscalco di Sciacca, poco più di 230.000 euro ai bivonesi Giuseppe Luciano Spoto di 79 anni e ai figli Massimo di 40 anni e Vincenzo di 42 anni, e ancora 240.000 euro sarebbero stati sequestrati ai cammaratesi Vincenzo Mangiapane di 64 anni, Vincenzo Mangiapane di 53 anni e Vincenzo Mangiapane di 47 anni. Mentre a Giuseppe Blanto di 54 anni di Favara sarebbero stati sequestrati 17.800 euro. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del reparto operativo del Comando Provinciale di Agrigento in raccordo con i sostituti della Direzione Distrettuale Antimafia Claudio Camilleri, Geri Ferrara e Alessia Sinatra, coordinati dal procuratore capo Francesco Lovoi e dall'aggiunto Paolo Guido. L'attività investigativa si è avvalsa anche di intercettazioni telefoniche. In una delle conversazioni attenzionate dagli inquirenti sarebbe emerso un dialogo sulla nomina di Maurizio Di Gati. Uno dei due interlocutori avrebbe espresso stupore sull'incoronazione dell'allora capo della provincia mafiosa.